Allora, stasera non è una partita, cioè una partita che al primo tempo finisce 5-2, non è una partita. Noi abbiamo veramente cercato di fare un numero per far venire, per venire a giocare. E ringrazio tutti quelli che sono venuti perché per carità di Dio ci danno rispetto e soprattutto non mancano di rispetto a me, a Gianni Chicù, al mister, a Stefano Lazzarini, a Pier Giorgio. Però stasera non era una partita, e non è, ma non tanto per gli arbitri, oramai sul discorso degli arbitri c'è una rassegnazione completa. Noi abbiamo chiesto di fare delle interviste mirate e non ci è stato consentito, per cui sulla nostra pagina Facebook stiamo facendo ogni settimana delle interviste e continueremo per tutte le settimane, perché poi se noi chiamiamo i ragazzi e i ragazzi non vengono, stasera chi può vedere la partita riesce a capire perché i giocatori non vengono. È inutile far venire i giocatori che fanno l'eccellenza, le categorie alte, se poi abbiamo una classe arbitrale di questo tipo. E ripeto, non parlo in questo modo perché la mia squadra ha perso, noi abbiamo meritato di perdere la partita, io sono tantissimi anni che faccio il calciotto, una partita così brutta io in vita mia non l'avevo mai vista. Quindi, ma da tutte e due le compagini, nonostante noi abbiamo perso e loro hanno vinto. Però basta, cioè non si può bestemmiare in faccia all'arbitro, i dirigenti che entrano in campo, gente che prende a parolacce e viene ammonita, continua a prendere a parolacce, resta in campo, fa gesti, cioè non se ne può più. Guarda, probabilmente questo che stai dicendo è vero. Però voglio dire una cosa, se tutti questi anni ci sono stati degli arbitri veramente molto bravi, che quest'anno hanno pensato bene di andarsene e di creare una nuova associazione. Ma a quegli arbitri lì tu non ti potevi permettere di bestemmiargli in faccia o di prenderlo a parolacce o di prenderlo in giro con degli atteggiamenti. Cioè alla fine c'è stato un ragazzo loro che ha fatto una cosa, noi stavamo fuori, ci siamo messi a ridere, però se io fossi stato l'arbitro, a me mi avesse fatto un gesto del genere, io l'avrei cacciato via malamente, ma non me le faccio fare io ste cose. Se le persone non hanno personalità, la colpa non è dei giocatori. I giocatori non ti portano rispetto perché tu non hai personalità. E questo è il fatto. Se noi tiriamo e un giocatore davanti alla porta allunga le mani e prende la palla, e voi l'avete visto, e spero che lo facciate vedere, quello è rigore ed espulsione. Tu non me lo dai, la partita si incattivisce. E nonostante tutto, tra i ragazzi, come hai giustamente detto tu, non c'è stato un diverbio, niente, massimo rispetto, poi si conoscono tra loro, quindi non c'è problema tra i giocatori. Il problema si crea sempre e solamente con gli arbitri, basta, veramente basta.